Assemblea per il gruppo Stefanel di Ponte di Piave, annunciata dai vertici dello storico marchio d'abbigliamento la cassa integrazione per 244 lavoratori, per famiglie e intero territorio un colpo durissimo. Non sarà un'autonomia annacquata, lo promette il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli, negando che siano stati posti dal Movimento 5 Stelle ostacoli alla trattativa, il governo al lavoro per rispettare i tempi. Nuovi dubbi sulla morte di Sissi, trovato Mazza, i familiari della poliziotta, in fin di vita nell'ascensore dell'ospedale di Venezia denunciano la manomissione di PC e cellulare. Nuovo video denuncia sul presunto episodio di nonnismo nei confronti di Giulia Schif, giovane pilota di mira presa di mira dai commilitoni dopo il battesimo del volo. Il Ministero della Difesa ha aperto un'indagine. Fatta ubriacare dai colleghi di lavoro e poi violentata è la denuncia di una cinquantenne di Vittorio Veneto. La replica: si è inventata tutto per risolvere così un contenzioso economico. Paradosso della burocrazia, vittima il sindacalista della CGIL a Talmi, il fornitore del gas non ritiene valida la disdetta del contratto del padre morto a giugno perché manca la firma del defunto. Si chiama Serena, da 8 anni lotta contro il cancro. La 34enne trevigiana ha deciso di raccontare la malattia in un blog per aiutare, dice, chi si trova in questa condizione. Una buona giornata, ben ritrovati dunque con le prime notizie dal Veneto. Questa prima edizione del nostro telegiornale parte dal capolinea, purtroppo, per il gruppo Stefanel di Ponte di Piave, annunciato dai vertici dello storico marchio di abbigliamento. Hanno annunciato la cassa integrazione per ben 244 lavoratori, per le famiglie e l'intero territorio trevigiano, un colpo davvero durissimo. Tutti in cassa integrazione per un anno, è un terremoto quello annunciato dall'azienda Stefanel di Ponte di Piave ai sindacati che assistono i lavoratori. I vertici dello storico gruppo di abbigliamento hanno comunicato formalmente la volontà di mettere in cassa integrazione a rotazione 244 lavoratori su 253. Oltre ai circa 60 dipendenti della sede centrale, il provvedimento riguarderebbe anche il personale dei negozi della rete italiana del gruppo. I sindacati dovranno incontrare nei prossimi giorni i vertici dell'azienda per la formalizzazione dello stato di crisi, passaggio necessario per accedere poi alla cassa integrazione straordinaria. È dei giorni scorsi l'ammissione dell'azienda al concordato in bianco per la durata di 120 giorni. Ieri a Milano l'Assemblea dei soci ha preso atto delle perdite nei primi 9 mesi del 2018, pari a quasi 21 milioni. Dalla Stefanel specificano che ancora non si può parlare di esuberi. Il numero dipenderà dal piano allo studio del Consiglio d'amministrazione della società. Per Ponte di Piave un colpo durissimo. L'imminente chiusura dello stabilimento è stata accolta con incredulità e sconcerto e con la sensazione di stare per voltare una pagina di storia del territorio. E i consulenti dell'azienda rispetto al nuovo piano industriale di Stefanel fanno sapere che il rilancio dell'azienda passerà attraverso un articolato utilizzo degli ammortizzatori sociali per una razionalizzazione delle attività svolte nella sede centrale e nel territorio nazionale, su cui opera naturalmente lo storico marchio di abbigliamento. Abbiamo raggiunto al telefono Cristina Furlan della CGIL per capire qual è il sentimento del sindacato dopo questa notizia e come ci si muoverà ora. Sentiamo. Allora, questo annuncio per noi è un annuncio importante. Noi avevamo richiesto con forza all'azienda di fare la richiesta di cassa integrazione. Finalmente l'azienda ha deciso di procedere e è intenzionata a richiedere la cassa integrazione per crisi aziendale per 12 mesi. Questo è importante perché dà la possibilità ai lavoratori di avere un ammortizzatore sociale per un periodo di tempo. Noi, oltre alla cassa integrazione, vogliamo discutere anche di percorsi di riqualificazione, di formazione, di politiche attive del lavoro per i lavoratori che al termine di questa cassa integrazione non avranno più la possibilità di continuare a lavorare per la Stefanel, perché questo è un dato certo. Adesso come adesso non sappiamo quali sono gli esuberi, quanti sono, ma sappiamo che l'azienda intende trasferire parte delle funzioni delle attività a Milano, sappiamo che altre funzioni verranno esternalizzate e sappiamo che in provincia di Treviso, in un luogo ancora non ben identificato, si intende continuare l'attività legata all'operation. Quindi molte trasformazioni coinvolgeranno questa azienda
e noi dobbiamo continuare la trattativa in modo tale che ci sia il meno impatto possibile sui lavoratori. Naturalmente nuovi servizi su questo tema nel corso dei telegiornali di questa sera. Intanto andiamo avanti con le notizie e parliamo di autonomia, perché non sarà un'autonomia annacquata così dalle pagine oggi della stampa locale del Gazzettino il ministro pentastellato alle infrastrutture e ai trasporti Danilo Toninelli, che ha negato dunque che siano stati posti dei paletti, degli ostacoli dal Movimento 5 Stelle alla trattativa. Toninelli bolla come chiacchiere da bar le accuse di ostruzionismo arrivate dalla Lega, naturalmente ostruzionismo che frenerebbe il confronto sul percorso autonomistico. C'è un impegno preciso del governo del Movimento 5 Stelle, assicura le regioni avranno tutte le competenze che servono per far funzionare al meglio i vari settori di riferimento. Infine alla domanda se l'iter sarà concluso entro il 21 marzo risponde lavoriamo per rispettare i tempi, così dunque il ministro delle infrastrutture Toninelli. Veniamo ora alla cronaca. Ci sono nuovi dubbi sulla morte di Sissi Trovato Mazza. I familiari della poliziotta che era stata rinvenuta in fin di vita nell'ascensore dell'ospedale di Venezia hanno denunciato la manomissione di computer e cellulare. Ci aggiorna su questo caso il nostro Tommaso Stoppa. Tommaso. Sì, buongiorno da Venezia per gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda di Sissi Trovato Mazza. La guardia penitenziaria deceduta alcuni giorni fa dopo 26 mesi di coma, dopo essere stata trovata in fin di vita all'interno di un ascensore dell'ospedale civile di Venezia. Ci sono nuovi dettagli che mettono pesantemente in dubbio la tesi del suicidio che fino ad ora è stata preponderante. Secondo il racconto dei familiari di Sissi, il computer della donna è stato restituito loro completamente formattato senza alcun dato all'interno, il che non sarebbe compatibile con quanto la ragazza diceva nei giorni immediatamente precedenti alla tragedia, per cui c'è un punto oscuro su questo. Altro elemento inquietante riguarda l'arma che è la sua pistola d'ordinanza, che dovrebbe essere quella da cui è partito il colpo, un'arma che non presenta le impronte digitali di Sissi, nonostante dalle telecamere si veda chiaramente che nel momento del fatto la donna non aveva i guanti. Queste e altre incongruenze sono quelle che hanno sempre spinto la famiglia a negare l'ipotesi del suicidio. Le indagini continuano, sabato verrà effettuata l'autopsia e probabilmente si saprà qualcosa in più. Vi parleremo ancora molte volte di questa vicenda, ma per il momento da Venezia è tutto. Grazie al nostro Tommaso Stoppa. Rimaniamo nel veneziano con il caso di tutt'altro genere naturalmente, che riguarda però sempre una giovane donna, quello di nonnismo all'aeronautica militare. Il nuovo video denuncia del sergente Giulia, ce ne parla Tiziana Bolognani. Buongiorno a voi. Da Mira gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda denunciata da Giulia Jasmine Schiff in relazione agli atti di prevaricazione di cui sarebbe stata vittima durante il corso per piloti all'Accademia dell'Aeronautica Militare di Pozzuoli. Il Corriere del Veneto ha pubblicato infatti nel suo sito online lo spezzone di un nuovo video che da una diversa angolatura testimonia quanto accadde nella giornata del battesimo del volo. Nel video si può osservare chiaramente un commilitore impugnare il ramo di un albero usato come frustino per colpire ripetutamente le natiche della giovane, mentre viene portata a mo' di ariete vicino all'ala di un aereo addosso alla quale viene sbattuta con violenza. L'audio restituisce nettamente il rumore sordo del capo della giovane colpire quella parte dell'aereo, il tutto sottolineato da risa sguaiate dei colleghi che poi la buttano in piscina. E dopo che il ministro della difesa Trenta ha chiesto chiarimento allo Stato Maggiore dell'Aeronautica, oggi si viene a sapere che sugli episodi denunciati dalla giovane il 25 ottobre scorso, 20 giorni prima anche l'Aeronautica Militare aveva segnalato i fatti contestati all'autorità giudiziaria, una circostanza che smentirebbe i tentativi di ricondurre la vicenda nell'ambito delle goliardate che l'ex capo dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ha definito assolutamente innocue. Per ora è tutto, a voi.
Grazie anche a Tiziana Bolognani. Andiamo avanti con la cronaca. Un giovane di 21 anni di origini marocchine ma regolarmente residente nel Bellunese è comparso davanti alla magistratura del capoluogo perché è accusato di violenza sessuale nei confronti di 3 ragazze, 2 delle quali minorenni. I fatti risalirebbero all'estate di 2 anni fa in una località del Feltrino. Secondo quanto si è appreso, avrebbe costretto le giovanissime in date diverse e una alla volta a subire le sue attenzioni nell'androne di un condominio. Una prima udienza del processo, essendo il giovane stato rinviato a giudizio, è fissata per il prossimo 5 di giugno. Un altro caso di abusi, quelli che ha denunciato una 50enne di Vittorio Veneto, andiamo nel Trevigiano, portata a bere fino all'incoscienza e poi abusata da 4 colleghi di lavoro, così sostiene la presunta vittima. Sentiamo. Ha denunciato di essere stata ubriacata e stuprata da 4 colleghi al termine di una cena di lavoro a casa sua. Il caso sul tavolo della Procura di Treviso rischia ora di arrivare alle aule di tribunale. È una 50enne di Vittorio Veneto ad aver raccontato di essere stata abusata dai 4 colleghi nella sua abitazione lo scorso ottobre, ma i contorni della vicenda sono tutti da chiarire e le indagini sono in corso per approfondire innanzitutto i rapporti tra i protagonisti del caso. Sì, perché tra la 50enne e i suoi presunti aguzzini, colleghi di lavoro di età compresa tra i 45 e i 50 anni, c'erano dei dissapori legati anche a questioni economiche. La cena a casa sua doveva servire per cercare una soluzione, ma stando al racconto della donna, dopo qualche bicchiere di vino di troppo, i 4 l'avrebbero violentata. Gli accusati negano con fermezza. Confermano di essere stati da lei, di aver bevuto insieme, ma affermano di essersene andati senza che accadesse nulla e di interpretare come una sorta di ricatto la denuncia per convincerli a desistere dalle loro pretese economiche. Ha minacciato la compagna con un'accetta ed è stato denunciato dai carabinieri. Andiamo nel Vicentino. Barbarano Mossano, i carabinieri hanno denunciato per minaccia aggravata un commerciante 61enne che durante un litigio con la convivente ha impugnato un'accetta minacciandola. È stata proprio la donna, 49 anni, a chiedere l'intervento dei militari, in quanto nel corso della lite, scoppiata all'interno del loro appartamento per futili motivi, l'uomo ha preso l'accetta agitandola e spaventando la compagna. Al loro arrivo, dopo aver calmato gli animi, i carabinieri hanno recuperato l'accetta, sequestrandola e informando il magistrato prima di procedere con la denuncia. Un 45enne di Abano invece che perseguitava e aveva aggredito l'ex fidanzata è stato condannato a 3 anni e 7 mesi di reclusione. Atti persecutori, lesioni personali, violazione di domicilio e rapina sono le accuse di cui doveva rispondere l'ex fidanzato di una moldava 40enne che è stato condannato a 3 anni e 7 mesi di carcere. Lui, un 45enne di Abano Terme, non aveva accettato la fine della loro relazione avvenuta circa 6 anni fa, iniziando, secondo quanto ricostruito, a tempestarla di messaggi e telefonate sul cellulare, anche dal contenuto minaccioso. Una persecuzione culminata con un tentativo di ingresso in casa della donna, alla quale aveva poi stretto le mani al collo, rubandole computer, telefonino e una chiavetta USB. Ancora un infortunio sul lavoro invece in provincia di Padova, un operaio rischia ora l'amputazione delle dita, è accaduto ad Albignasico. Un'altra giornata drammatica per il mondo del lavoro padovano. Erano circa le 6:40 del mattino quando durante il suo turno un operaio di 65 anni di origine serba, dipendente delle fonderie Zen dal 2005, addetto alla granigliatrice, è stato trasportato d'urgenza in ospedale. L'uomo è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per tentare di salvargli le dita della mano, rimasta schiacciata, secondo le prime informazioni, da una pesante lastra d'acciaio. A lanciare immediatamente l'allarme i colleghi, quindi la corsa verso l'ospedale. Sulle condizioni del ferito viene ancora mantenuto il riservo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Albignasego. L'infortunio alle fonderie Zen segue di appena poche ore l'incidente in cui ha perso la vita un dipendente della Ferrao SPA di Caselle di Selvazzano Dentro, investito da un mezzo pesante in manovra, 21esima vittima di incidenti sul lavoro in Italia dall'inizio dell'anno. Non è possibile che non passi giorno senza morti e feriti sul lavoro, ha commentato Loris Scarpa, segretario generale della FIOM CGIL di Padova, annunciando che nei prossimi giorni saranno valutate iniziative locali da intraprendere assieme alle altre organizzazioni sindacali. Nel 2018 i morti sul lavoro in Veneto sono stati 69. Dopo l'incidente del 13 maggio ad Acciaierie Venete, costato la vita a 2 persone, Padova era stata teatro di una grande manifestazione regionale il 26 maggio per la sicurezza sul posto di lavoro.
E ora parliamo di paradossi della burocrazia, come quello che si è trovato ad affrontare il sindacalista trevigiano Nicola Talmi alle prese con la disdetta del contratto del gas del padre scomparso la scorsa estate. Il padre Umberto è morto a giugno scorso, ma dall'azienda di fornitura del gas continuavano ad arrivare bollette da pagare, malgrado per la disdetta del contratto il figlio, il sindacalista trevigiano della CGIL Nicola Talmi, avesse inviato via posta certificata tutta la documentazione del caso. Interpellata l'azienda si è sentito dare una risposta a dir poco paradossale, che ha raccontato sui social. Sì, un po' da ridere, nel senso che voglio dire, io do la disdetta perché è deceduto mio padre, ma metto ovviamente il certificato di morte di mio padre, i suoi documenti, il mio, tutti i riferimenti, e loro dopo un po' mi rispondono non possono accettare perché manca la firma del deceduto. È evidente che essendo deceduto non poteva firmare. Un errore certo che dà però la misura di dove la burocrazia possa arrivare. Al di là del mio caso personale che ho affidato alla Fede Consumatori che risolverà la questione senz'altro, mi domando un pensionato, un anziano che gli capitano queste cose come possa, voglio dire, di fronte a queste richieste anche un po' surreali, l'utilizzo della PEC, solo il formato elettronico, mai la possibilità di parlare con una persona. Io ho paura che molto spesso gli anziani si trovino totalmente disarmati e inermi di fronte a questa burocrazia. Tanto più perché queste complicate incombenze colpiscono famiglie o singoli già provati dalla perdita di un familiare, che gli enti che lavorano col pubblico dovrebbero agevolare invece che tormentare. I problemi per chi sopravvive sono tanti, sono molti, la burocrazia è molto impegnativa per le successioni e quant'altro. Bisognerebbe che, diciamo così, soprattutto questi grossi enti pubblici che forniscono energia semplificassero la vita ai cittadini e soprattutto alle persone che hanno avuto un lutto. Sono state inflitte ben 8 settimane di squalifica all'allenatore del Rovigo Rugby, il trevigiano Umberto Casellato, per le offese razziste rivolte al mediano di Mischia del Petrarca, un samoano. Casellato, che poi si era scusato pubblicamente, era stato espulso per la sua frase segnalata all'arbitro dall'assistente di linea. La commissione per la giustizia sportiva ha deciso dunque di infliggergli la metà di quanto previsto dalla punizione di media gravità, che può variare dalle 7 alle 12 settimane di squalifica, probabilmente proprio per le sue scuse e il suo pentimento. Una piccola pausa ora, ci rivediamo tra qualche istante. Eccoci di nuovo insieme con la prima edizione del nostro telegiornale con le notizie dal Veneto di oggi. Se l'Europa non si riforma rischia la scomparsa. L'allarme viene dall'ex sindaco di Venezia e filosofo Massimo Cacciari a pochi mesi dalle elezioni. Nessuno è così pazzo di puntare alla dissoluzione dell'Europa, ma ci possono essere dei meccanismi, innescarsi dei meccanismi che portano a questo esito anche se nessuno lo vuole, perché se l'Europa non si riforma, se non si riformano le politiche europee, le istituzioni europee, lo sfascio progredirà. Quindi nessuno vuole che la casa crolli, ma se non la restauri la casa finisce col crollare. L'esistenza stessa dell'Unione Europea è a rischio secondo il professor Massimo Cacciari, ex sindaco di Venezia, che guarda con preoccupazione all'imminente scadenza elettorale continentale. Nel mirino le forze che chiama populiste. Neppure loro vogliono la dissoluzione dell'Europa, concede, ma purtroppo è uno degli esiti possibili se vinceranno le elezioni e poi imploderanno sotto il peso delle loro contraddizioni. Che le forze nazionaliste si possano coordinare per politiche di solidarietà è una contraddizione in termini. Le forze nazionalistiche ognuna punterà a portare a casa per sé il più possibile e quindi si scatenerà una competizione tra staterelli che porterà i più deboli, soprattutto tra di loro, alla rovina. Per evitare un simile epilogo, sostiene Cacciari, è necessario che le forze riformiste riescano a far comprendere ai cittadini che dalla distruzione dell'Europa avrebbero solo da rimetterci. Cercare di far capire alla gente che il suo interesse, l'Unione Politica Europea, il suo interesse dei giovani per le politiche di formazione, interesse di tutti per le politiche di welfare e interesse di tutti per le politiche dell'immigrazione e dell'integrazione, deve esserci una grande Europa. E adesso andiamo insieme a conoscere Serena, una giovane donna che da 8 anni lotta contro il cancro e ha deciso di raccontare la malattia in un blog e in un libro. Fermatevi davvero ad ascoltarla fino alla fine perché ne vale davvero la pena.
La malattia è sicuramente una sfiga, un incidente di percorso. C'è chi magari la definisce una fortuna, un dono, ma quello sicuramente no. Sicuramente mi ha fatto capire delle cose positive. Serena Zai ha 34 anni e una forza e una grinta da vendere, nonostante da 8 combatta contro il cancro. Aveva 26 anni quando le è stato diagnosticato un tumore al seno, ma anche in quell'occasione la ragazza non si è piegata alla malattia. Non sono rimasta scioccata, sinceramente, nel senso che io ho subito pensato che avrei potuto curarmi. E quindi ci ho creduto e ho fatto tutto quello che dovevo fare e sono stata bene per 8 anni. 8 anni non semplici con 3 recidive ascellari che ha però sempre affrontato con ottimismo. Poi qualche mese fa dei forti mal di testa, l'attacco e una nuova terribile diagnosi. Mi hanno trovato una lesione cerebrale nel lobo frontale di destra ed è compatibile con una metastasi. Venerdì scorso l'operazione a Milano, ieri dopo 4 giorni di degenza il rientro a casa e anche se sono stati momenti difficili tra complicazioni e forti dolori, Serena oggi sorride alla vita. Ho voglia di reagire e di tirarmi su, nel senso che ho voglia di fare un sacco di cose e sicuramente non voglio demoralizzarmi. Alle sue spalle l'albero addobbato ancora da disfare perché ci racconta l'ultima diagnosi arrivata a 3 giorni dal Natale e così è ancora lì per potermelo godere un po'. Nella vita fa la segretaria, ma ha un sogno nel cassetto, insegnare, anche se in qualche modo questo desiderio sembra averlo già realizzato, visto che attraverso il suo blog sta aiutando altre persone a convivere con la malattia. L'idea del blog è nata per caso, non sapevo cosa fare, racconta Serena, e ho iniziato e ora scrivere mi fa bene. Racconto della malattia, di quello che succede, delle mie compagne di sventura, siamo in tante e mi stanno molto vicino anche loro. Ma Serena non si è fermata al blog, a breve verrà pubblicato un suo libro, il titolo La vita addosso. E ho voluto dare un titolo forte e positivo, non volevo qualcosa di negativo, con la parola cancro o con qualcosa di pesante. E la vita addosso perché è quello che effettivamente io ho sempre sentito. L'ultimo messaggio è per chi ha incontrato come lei sulla strada la malattia, o meglio, come lo chiama Serena, un incidente. Di non abbattersi mai, di non perdere la speranza né nelle persone vicino né nella medicina assolutamente e di comunque pensare che dentro abbiamo la forza per affrontare qualsiasi cosa. Poi nella vita non si sa mai cosa capita, per cui è meglio viverla. Cambiamo tema, siamo tornati in zona San Teodoro, al villaggio San Marco, dove da tempo l'intero quartiere è sotto l'assedio dei ladri. La gente stanca di vivere prigioniera in casa chiede venga inviato il poliziotto di quartiere a presidiare la zona. Sentiamo. Qui non passa mai nessuno, perciò un poliziotto di quartiere sarebbe utile. Sì, un po' di vigilanza sicuramente in più farebbe comodo. Anche perché le persone stanno più tranquille, visto che alla signora comunque sono andati alle 10 del mattino. Il desiderio che ci sia un maggiore controllo da parte delle forze dell'ordine, anche se comunque le forze dell'ordine fanno un ottimo lavoro, perché io come tabaccaio non posso dire nulla, però forse magari una visibilità in più. Sarebbe una bella cosa. Vogliono il poliziotto di quartiere e la richiesta a gran voce della gente del villaggio San Marco, a cominciare dai residenti di San Teodoro, quadrilatero tra le vie Donatello, Verrocchio, Cellini e Ruffini, dove praticamente tutti i residenti al piano terra o con villetta hanno subito un furto in casa dai ladri. Io sono una di quelle derubate, infatti. Cosa le hanno portato via? Tutto l'oro e tutti i contanti che avevo in casa. Hanno sfondato la porta d'accesso del giardino e hanno portato via tutto in 2 ore che sono mancata di casa. E in casa? Ho rotto tutto e in casa hanno rubato quello che avevamo. Tutto quello che avevate? Oro, contanti? Sì, oro e un po' di contante, sì. Voi qui vedete passare le pattuglie delle forze dell'ordine? Qualche volta, ma proprio qualche volta, ecco, loro dicono che girano, ma forse io non le vedo. Qui la gente depredata è letteralmente sotto shock, come racconta il signor Silvio della moglie. Ad un anno di distanza dal furto si vive nella disperazione e nell'ansia i banditi possano tentare una nuova irruzione in casa. E mia moglie si vive con un po' di paura, purtroppo è così. E nel frattempo siamo tornati dall'ultimo depredato, il signor Nerino Manente. Venerdì scorso ha subito il 3° furto in casa, ma ha deciso di non denunciare. Il perché lo spiega lui stesso. Come l'avevo detto non mi era più interessato perché non succede niente, perciò è inutile perdere tempo e far perdere tempo anche alla polizia, diciamo così, per queste cose qui.
Se non fanno niente per i reati più grandi, diciamo, questo qui è un reato piccolino che non vale la pena di perdere tempo. Qui il tempo passa, le cose non cambiano e i ladri continuano ad agire indisturbati, conclude infine questa residente che dopo 2 furti in abitazione ha paura a farsi vedere in volto. Quella libertà che avevo prima non ce l'ho più. Come sicurezza cosa intende? Che ha trasformato la sua casa in un fortino? Esatto, sì, sono in prigione. Se c'è un terremoto io non posso uscire se non ho 5 minuti da poter sbloccare un pochino tutto. Veniamo ora al restauro delle statue di Prato della Valle a Padova. Il lavoro prosegue grazie al sostegno di molti privati. 9 vengono riconsegnate alla città in queste ore, ne mancano adesso 28. Il Comune lancia un appello agli imprenditori. Completato il terzo lotto, avviato l'intervento sulle statue del quarto e il lavoro di restauro è evidente. Se Torquato Tasso è tornato a splendere nel suo bianco Pietro di Vicenza, non così per altri grandi, da Lodovico Ariosto ad Antonio Canova. Stop forzato adesso per i restauratori che non possono operare con temperature così basse, ma a breve saranno completate le operazioni sulle 24 statue rimanenti e come nel Settecento Andrea Memmo, provveditore straordinario di San Marco a Padova, affidò la realizzazione delle statue al concorso di privati cittadini, così adesso si spera che altri benefattori rispondano all'appello del Comune per completare il restauro delle altre 28 statue. Ogni singola statua ha un valore complessivo per il restauro organico di circa 15.000 euro. Diciamo ne mancano una trentina, quindi mancano 450.000 euro, ma una singola statua può essere adottata anche parzialmente o da un singolo cittadino privato, o meglio da un'impresa che può beneficiare di un credito d'imposta addirittura pari al 65%. Tanti leggono in prato, tanti passeggiano, tanti godono la bellezza di questo giardino ellittico in pietra. Muffe e batteri stavano pericolosamente attaccando le 78 creazioni e gli obelischi, ripuliti e trattati nel rispetto dei dogmi del restauro conservativo. Tra le 4 statue del terzo lotto tornate a splendere anche quella di un padovano illustre, anche se poco conosciuto, Trasea Peto, attore tragico del I secolo d.C. Lui venne condannato a morte da Nerone perché non era andato a recitare ai Ludi di Juveniglia a Roma, preferì venire ai Ludi Cetasti a Padova. Nerone lo condannò a morte. Ma il Prato della Valle guarda avanti. Una volta completato il lavoro di restauro, le statue, nell'idea dell'assessore alla cultura, potrebbero addirittura prendere vita. In alcuni paesi europei si utilizzano alcune tecniche per far parlare le statue. Noi abbiamo una delle piazze, non la più grande come erroneamente si dice, ma sicuramente una delle più belle del mondo. Se riuscissimo, come si fa in molti paesi europei, a dare voce con i microfoni alle statue, avremmo creato veramente un grande fattore attrattivo e turistico. Subito dopo il telegiornale ci sarà come sempre su Antena 3 ore 13, ospiti Alessandro De Ruosi, comandante della Polizia Stradale di Treviso, e Michele Beni, direttore dell'ACI di Treviso. Si parlerà di incidenti stradali. Questa sera invece alle 20:10, proprio nell'omonima trasmissione, saranno ospiti Pier Giorgio Paladini e Andrea Altinier per parlare invece di fake news. È tutto per questa prima edizione, io vi lascio alle previsioni del tempo, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Ben ritrovati al meteo, cambia il tempo sulle nostre regioni, vediamo il dettaglio. Sul Veneto, la lunga parentesi all'insegna del bel tempo subirà una battuta d'arresto, peggiora infatti il tempo sulla nostra regione, con cielo più nuvoloso e con piogge via via più diffuse nel corso della giornata, localmente anche forti. Temperature minime comprese tra 1 e 6 gradi, massime tra 4 e 8 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, la situazione cambia anche sulla nostra regione. Il cielo si presenterà molto nuvoloso e spesso coperto con precipitazioni sparse ma frequenti. Pericolo per locali nubifragi durante le ore notturne. Temperature minime tra 3 e 7 gradi, massime oscillanti tra 6 e 10 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Anche in questo caso il tempo peggiora rispetto ai giorni scorsi. Il cielo sarà coperto con precipitazioni piuttosto diffuse sul territorio regionale e anche con locali nevicate a quote basse. Temperature minime comprese tra 0 e 6 gradi, massime tra 8 e 9 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci.
L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.